Ciao a tutti, benvenuti alla seconda parte di questo episodio dedicato alla compressione parallela. In questa seconda parte vedremo come io utilizzo la compressione parallela attraverso la seconda mandata. Ma prima vorrei spiegarvi una cosa che non vi ho mostrato nella prima parte, ovvero come gestisco il routing di queste tre tracce. Infatti invio le uscite della mia traccia della voce e delle due mandate ad un unico bus, in modo da controllare con un unico fader la somma del segnale datami da queste tre tracce. Ok, andiamo ora ad analizzare come utilizzo la compressione parallela nella seconda mandata. Il primo plugin che inserisco è un equalizzatore della DMG Audio, si chiama Equilibrium. Secondo me è un equalizzatore molto molto bello, lo utilizzo sempre nei miei mix. Come possiamo notare, l'equalizzazione è molto aggressiva. Utilizzo un high pass filter con una slope di 18 dB per ottava a 40 Hz, 41 Hz all'incirca. Poi scavo all'incirca a 67 Hz di meno 12 dB, un'altra bell a 200 Hz tolgo all'incirca meno 6 dB, poi a 1000 Hz tolgo meno 13 all'incirca, meno 13 dB, come potete notare con campanature abbastanza larghe, e poi do più spazio alle frequenze medio-alte e utilizzo uno shelving all'incirca 7000 Hz, 7 kHz, e tolgo meno 2 dB, insomma. Perché utilizzo questo tipo di equalizzazione? Perché io vorrei che il compressore che utilizzo successivamente si occupi maggiormente delle frequenze che ho appunto trattato di meno. Quindi, come potete notare, la parte medio-bassa della mia voce, quindi il corpo della voce, e la parte delle frequenze medio-alte. Sentiamo il risultato di questo tipo di trattamento sulla mia voce. Prima senza equalizzatore e poi con l'equalizzatore inserito. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. Ok, vado un po' a compensare la perdita di volume. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my Dovuta naturalmente all'aggressiva equalizzazione. Ok, ora, come di prassi nella compressione parallela, appunto, inserisco un compressore della serie R della Waves, si chiama Renaissance Vox, come potete vedere, un compressore molto molto bello, che dà la possibilità di portare in phase la voce molto facilmente. Come nella prima mandata, setto il compressore in modo da ottenere una compressione molto violenta. Vado a regolare il mio compressore. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my zone, banging Marley all alone, while bitches hit me with ass trying to get me out my home. And got a problem cause lately I try to overspend to block out all the bullshit I put no focus in. Call Bobby cause Vado a compensare l'aumento di volume dovuto alla compressione molto violenta. it's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my zone, banging Marley all alone, while bitches hit me with ass trying to get me out my home. And got a problem cause lately I try to overspend to block out all the bullshit I put. Ok, più o meno il volume è lo stesso, sia con e senza il compressore. Sentiamo il risultato di questa compressione. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on.
It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my zone, banging Marley all alone, while bitches hit me with ass trying to get me out my home. And got a problem cause lately I try to overspin. Come potete sentire è una compressione molto violenta. Ok, ora sentiamo la nostra voce con il processamento della mia compressione parallela e senza. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. Con. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my zone, banging Marley all alone, while bitches hit me with ass trying to get me out my home. And got a problem cause lately I try to... Come possiamo sentire, oltre a una compressione molto violenta, naturalmente abbiamo un cambio timbrico della mia voce dovuto appunto all'equalizzazione posta precedentemente alla compressione. Ok, ora come abbiamo fatto per la prima mandata, andiamo a miscelare il suono della voce originale con il segnale processato della seconda mandata. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my zone, banging Marley all alone, while bitches hit me with ass trying to get me out my home. And got a problem cause lately I try to overspin, to block out all the bullshit I put no focus in. Call Bobby cause... Ok, sentiamo con e senza la mandata. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my zone, banging Marley all alone, while bitches hit me with ass trying to get me out my home. And got a problem cause lately I try to overspin, to block out all the bullshit I put no focus in. Call Bobby cause Philly spitting that dope. Come potete sentire, il risultato secondo me è sorprendente. Infatti nella voce originale avevamo un problema sulle medio-basse frequenze, ovvero la registrazione aveva un'eccessiva enfatizzazione, quindi avevamo la voce un po' infangata. Invece, attraverso questo tipo di processamento, la mia voce è molto più in phase, c'è un'esaltazione delle medio-alte frequenze, quindi abbiamo una variazione timbrica notevole della voce e allo stesso tempo un buon controllo dinamico. Ok, ora una domanda spontanea che ci potremmo porre è: quale delle due mandate utilizzo? È assolutamente soggettiva la scelta. Io di solito molte volte utilizzo tutte e due le mandate, però dipende naturalmente da caso a caso. Sentiamo in questo caso cosa preferiamo. Sentiamo la prima mandata. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. E ora sentiamo con la seconda mandata. It's been quick to get my thump on, light a fire, proceed to get my skunk on. Niggas be quick to hate because they need a dick to jump on. I'm in my zone, banging Marley all alone, while bitches hit me with ass trying to get me out my home. And got a problem cause lately I try to overspin, to block out all the bullshit I put no focus in. Call Bobby cause Philly spitting that dope again. I got my back against the ropes trying to rope them in. Like oh my, I'm the coldest in charge. It's easy for them to hate when you be... Come potete vedere è assolutamente a gusto, forse io in questo caso lascerei soltanto la seconda mandata diminuendola un pochino, però è assolutamente a gusto. Bene, per questo video dedicato alla compressione parallela è tutto, vi ringrazio, spero che i miei consigli vi possano essere utili, provate queste tecniche, naturalmente la compressione parallela può essere utilizzata in molte maniere, questi sono alcuni esempi di come la utilizzo io, se avete domande scrivetela pure nei commenti e alla prossima.